Lo chiamano già il treno romano che fa infuriare i veneti. È quello soppresso da Trenitalia e richiesto a gran voce dal mondo produttivo ma anche amministrativo della nostra regione. A capo della rivolta sui binari il presidente di Union Camere Veneto, Mario Pozza, che ieri aveva un appuntamento con i vertici della società ferroviaria statale per capire su quali dati poggiava la scelta di togliere dalle corse quella da Roma per Venezia delle 6:18, con arrivo puntuale alle 9:40. Ma ieri l'appuntamento chiaritore è stato annullato, mentre oggi Trenitalia da Roma ha diffuso una nota dove si sottolinea che nessun treno è stato cancellato sulla tratta Venezia-Roma. È stata fatta solamente una rimodulazione dell'offerta perché la versione non stop non aveva un carico di passeggeri sufficiente per sostenere i costi del treno. Inoltre le variazioni fatte hanno immediatamente incontrato il pieno favore della clientela di diversi territori interessati. Inevitabile a stretto giro la risposta del mondo produttivo veneto, sempre più infuriato. Noi non vogliamo certamente essere presi in giro come tipo questo comunicato, ma vogliamo bensì essere nella trasparenza costruttivi per lo sviluppo di questo territorio. Vogliamo capire perché è stato cancellato, tutta la società si è mossa economica del Veneto, associazioni di categoria, professionisti, sindacati, imprenditori, direi che non manca nessuno all'appello e di conseguenza se tutto questo movimento di opinion leader si sono mossi vuol dire che questo treno serve proprio. Presidente, però intanto la situazione per i nostri imprenditori qual è? Che il treno delle 6:18 soppresso è stato sostituito con un treno alle 6:38 che arriva a Roma se è in orario alle 10:10 circa, ma quotidianamente i treni non arrivano mai in orario perché io lo prendo tutte le settimane in giorni diversi e perciò arriviamo a Roma quando la giornata è già persa perché tu non riesci ad arrivare negli uffici nei tempi giusti.